L'edizione di questo libro e lascio la parola a lui. Grazie sincera alla dottoressa Maria Chiara Monaco che ci ha illustrato proprio da un punto di vista più tecnico, più specifico quello che è la dieta e quindi i principi nutritivi che è importante assumere nel corso di una giornata. Quindi direi di andare avanti e dare subito la parola al dottore Baiamonte, autore del libro Dieta Perfetta, che ci illustrerà più nel dettaglio quello che è la giusta alimentazione e ci spiegherà approfonditamente il suo libro. Buongiorno, io sono il dottore Baiamonte, ho scritto questo libro e ho il piacere di presentarlo a voi, però prima di presentare il libro voglio ringraziare il signor Preside per due motivi. Prima perché mi ha dato la possibilità di presentare il libro a voi ragazzi in questa scuola e poi perché mi ha dato la possibilità di laurearmi in legge, perché alla fine quando ho avuto alla fine degli studi in giurisprudenza, quando ho avuto difficoltà, lui mi ha fatto una serie di lezioni private che mi hanno permesso di laurearmi in legge, quindi lo volevo ringraziare pubblicamente ancora una volta. Il libro La Dieta Perfetta è nato per un semplice motivo. Io non sono un nutrizionista tecnico e i pazienti quando vengono al mio studio hanno bisogno più di uno psicologo. Io ho fatto un libro per poterlo, in modo che alla dieta associasse il libro ogni volta, in modo che da evitare ogni volta di ripetere le stesse cose alle persone. E dovevo pubblicare in Sicilia con Flacone. Invece non so perché il libro è stato pubblicato a livello nazionale dalla casa editrice Open Work e poi è stato pubblicato a livello internazionale dalla casa editrice EDB Science, che è una famosa casa editrice che è stata aiutata dai premi Nobel e tuttora pubblica soprattutto per premi Nobel. Oggi ho controllato in Canada la votazione del libro, il mio libro si trova al terzo posto e Pulteris, che in Francia pubblica per la mia stessa casa editrice, che Pulteris è un famoso scienziato, scrittore, si trova al sesto posto. Quindi io sono al terzo e lui è al sesto. E io, Pulteris in Italia pubblica per 99. Io sono cresciuto con i libri di Pulteris. Comincio la presentazione del mio libro mostrando a voi ragazzi questa figura. In questa figura noterete la presenza di un classico mezzo di locomozione dei primi anni del secolo scorso, che è una locomotiva. La locomotiva, per funzionare, utilizza